È più fan di Barbara D'Urso o di Maria De Filippi? Barbara D'Urso, manco Paraone ci sono. Maria De Filippi. Barbara D'Urso. Perché? Che c'hai belle... No, mamma mia, Barbara D'Urso. Maria senz'altro. Più intellettuale, diciamo, Maria. Per me è Barbara D'Urso. Non mi parlate di Barbara D'Urso perché io ho rotto già 2 televisioni. Barbara D'Urso, perché pure che 50 anni è sempre buona. Già abbiamo la vita intristita. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Tutti sti tragedie. Com'è stato? E tu dov'eri? E che cosa avete fatto? Non la posso vedere Barbara D'Urso, che ci posso fare? Io a Maria De Filippo la farei presidente del governo. Barbara, basta. Più Maria e meno politica. Quindi più Maria per tutti. Più Maria per tutti, certo. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Maria come Maria De Filippo, no Maria come Come Maria De Filippi. Mi scusi, mi sono confuso io. A Maria De Filippi me la sposerei. Lui ha 73 anni. È la più importante persona che c'è nel mondo, noi in Italia, nel mondo. Barbara è anche una persona con più allegria. Lei di Barbara apprezza tanto il lato intellettuale. Mi piace la funge di Barbara D'Urso. Nasconde secondo me dietro un lato profondamente erotico. Poi che da non si dice perché poi noi basta serie. La dico in italiano, mi piace anche la Va bene così, va bene così. Maria De Filippi è un membro dell'Italia. Membro no però. No, un membro no, è un numero 1 dell'Italia. Per me sei come una sorella. Una persona squisita che io tutti i giorni, io mi metto nella poltrona e mi vedo Maria De Filippi. Vorrei andare da Maria De Filippi, portarci le nostre panelle e dici? Ciao Maria, c'è panella per te. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Maria, se viene a casa mia, ti rugno, lo posso dire? No,